Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento caldo, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni freschissime direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo fermi nella missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in questo tema che sta già facendo parlare l'intera città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, si sta preparando qualcosa di davvero gigantesco. E il focus ora cade su una delle posizioni più delicate della rosa, la fascia destra. Con Giovanni Di Lorenzo costretto a giocare praticamente tutte le partite e senza un sostituto affidabile, il Napoli sa che deve intervenire. Ed è proprio in questo contesto che un nome emerge con forza, Brooke Norton-Caffey. L'inglese del Genoa che è diventato una delle più grandi rivelazioni difensive della Serie A, veloce, aggressivo nell'1 contro 1 e con un'enorme capacità di crescita. Il giocatore è entrato definitivamente nel radar azzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli non vede Norton-Caffey solo come un semplice complemento di rosa, ma come un elemento strategico per una vera e propria rifondazione del ruolo. La situazione di Pasquale Mazzocchi ha pesato ancora di più, fuori dalla lista europea. Senza spazio con Conte già valutato come possibile cessione per gennaio, il giocatore sembra destinato a lasciare il club. E questo apre una lacuna che deve essere colmata con urgenza e intelligenza. Norton-Caffey, dal canto suo, rappresenta esattamente il tipo di giocatore che Conte apprezza. Un atleta moderno, con potenza fisica e capacità di rompere in velocità. Perfetto per la filosofia dell'allenatore. Conte valorizza esterni che difendono con intensità, attaccano con coraggio ed eseguono movimenti tattici complessi. E il giovane inglese, nonostante l'età, mostra una maturità impressionante. Non è un caso che sia diventato titolare fisso nel Genoa in così poco tempo. Il Napoli, da sempre attento alla progettualità, valuta Norton-Caffey non solo come una soluzione immediata, ma come un investimento per il futuro. Un giocatore che può crescere nel sistema di Conte, evolvere tecnicamente e trasformarsi in uno dei laterali più completi del campionato nei prossimi anni. La dirigenza vede in lui la possibilità di rinforzare il presente e, allo stesso tempo, piantare il seme per un ciclo duraturo di competitività. Dal lato del Genoa, la situazione è più cauta. Il club sa di avere tra le mani un talento molto appetito e non ha intenzione di facilitare le trattative. Tuttavia, un'offerta ben strutturata, soprattutto se Mazzocchi verrà davvero ceduto, potrebbe aprire uno spiraglio per trattative concrete già a gennaio. Conte, internamente, ha già dato segnali di approvazione. Per lui, Norton-Caffey sarebbe un rinforzo in grado di alzare immediatamente il livello della fascia destra. E ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli, Norton-Caffey è il sostituto ideale per Mazzocchi? Vale la pena investire forte per assicurarsi il futuro della fascia destra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di mandare un super thanks, che sostiene tantissimo il nostro lavoro.